Gravissimo sfregio alla Scala dei Turchi di Realmonte, candidata a patrimonio dell'UNESCO. Ignoti hanno deturpato con vernice rossa e polvere da intonaco la Marna Bianca. Sul posto, acquisita la segnalazione, si sono recati i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Agrigento. La procura della città dei Templi, con a capo il procuratore Luigi Patronaggio, ha aperto a carico di ignoti un fascicolo per danneggiamento di beni avente valore paesaggistico. I carabinieri della compagnia di Agrigento, coordinati dal maggiore Marco La Rovere, hanno immediatamente acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, filmati che adesso magistrati e carabinieri stanno visionando. Per imbrattare la scogliera è stata pure usata una polvere che si scioglie in acqua per verniciare esterni. La procura ha disposto esami sul materiale e indagini sulle rivendite. Sul posto Mare Amico, che ha realizzato queste tristi immagini, ha commentato: è uno sfregio vandalico gravissimo, la Scala dei Turchi non può restare abbandonata a se stessa senza nessun controllo. Speriamo che le forze dell'ordine trovino presto i responsabili. E nell'estate scorsa altra vernice rossa era stata versata sulla Marna Bianca di Punta Bianca ad Agrigento. La suggestiva scogliera venne pulita da Mare Amico e dai volontari del gruppo Porto di San Leone, che amareggiati dall'accaduto si sono detti disponibili a restituire l'originario colore anche alla Scala dei Turchi di Realmonte.